Allora, volevo subito interpellare il presidente di Unioncamere Friuli Venezia Giulia perché abbiamo parlato della necessità di monitorare questi modelli di sviluppo e di comunicare al mondo delle imprese quelle che possono essere gli asset vincenti di questo modello. Siccome il sistema camerale è uno degli attori preposti proprio a questo tipo di attività, volevo capire dal Presidente D'Apozzo quali notizie ci porta dal monitoraggio che è stato compiuto recentemente. Grazie innanzitutto, porto il saluto di benvenuto a Udine al Ministro Brai, è un piacere riceverlo nella Casa delle Associazioni di Categoria, nella Casa dell'Economia e ringrazio soprattutto il Vicepresidente Boldonello per aver voluto scegliere Udine per questo importante incontro su un tema che, a dire il vero, noi come sistema camerale, in particolar modo la Camera di Commercio di Udine, fin dal 2010 stiamo approfondendo, abbiamo fatto tutta una serie di lavori che vi evidenzierò tra breve. Prima però vorrei fare una considerazione di carattere generale, perché l'intervento del Ministro è estremamente importante e stimolante anche per una regione come la nostra, dove ha delle potenzialità turistiche estremamente significative, le spiagge, la montagna, il territorio collinare, le città, e dove in effetti il turismo è sempre più interconnesso a un concetto di cultura e di ambiente. Noi penso che ce ne rendiamo anche tutti quanti conto che il nostro modello di sviluppo economico, che ha fatto la ricchezza del nostro paese, della nostra regione, che si è sviluppato dagli anni 70 fino a poco tempo fa, è un modello che fortemente basato sul settore manifatturiero ormai pone dei forti limiti, dei limiti innanzitutto come sistema Italia perché non abbiamo più quegli asset competitivi come magari possono essere offerti al nostro sistema produttivo in altre aree. Pensiamo che solamente in Carinzia, in Slovenia, ci sono 660 aziende manifatturiere di partecipate o totalmente governate da imprenditori italiani, di cui il 60% friulane. Ma perché? Perché ci sono delle condizioni completamente diverse, perché ci sono delle competitività che il nostro sistema purtroppo di paese non offre e quindi una parte del nostro sistema manifatturiero, soprattutto quello che non si è innovato e quello che non ha terziarizzato alcune fasi, ha citato il Ministro, molto interessante questo dell'iPhone. L'iPhone è l'elemento di questa innovazione manifatturiera dove la produzione viene fatta fuori dagli Stati Uniti, ma tutto il valore aggiunto attraverso la conoscenza, il marketing e quant'altro viene all'interno degli Stati Uniti, ma cambiando modello economico è chiaro che dobbiamo individuare degli asset che chiaramente vadano a sostituire quella parte del PIL che purtroppo, ripeto purtroppo per la seconda volta, il sistema manifatturiero non sarà più in grado di dare a questo paese, a questa regione nel prossimo futuro. E il turismo, in un concetto molto ampio come cultura, ambiente e tutto quello di bellissimo che anche la nostra regione può offrire, è in effetti, innanzitutto, non è delocalizzabile, è immediatamente spendibile perché abbiamo la fortuna di avere delle bellezze che sono lì, ce le date, ce le date il Padre Eterno e nessuno ce le toglie, dobbiamo solamente però metterle a sistema, farle funzionare e renderle fruibili come prodotto economico con una politica che il ministro ha detto fare il sistema e sempre di più questo termine ce lo dobbiamo mettere nella nostra testa, il singolo albergo, il singolo ristorante, il singolo negozio, il singolo agriturismo, pur che bravi siano imprenditorialmente, sono dei singoli. Come insieme di sistema riusciamo in effetti ad esprimere un qualcosa che diventa appetibile sul mercato, che sotto il profilo turistico è sempre più competitivo, ma è anche sempre più una risorsa
che soprattutto quelle economie avanzate stanno cercando di sviluppare. Questo deve farci cambiare un po' la mentalità, al di là che siano operatori turismi di mare, di montagna, di collina, di città o quant'altro. E la contestualizzazione del tema che oggi viene presentato, quello delle reti d'impresa, non è solo uno strumento tecnico, ma è un cambiamento culturale. Lo strumento tecnico può essere bello, perfetto, perfettibile, finanziabile, non finanziabile, ma il concetto che certe politiche, soprattutto quelle turistiche, si fanno all'interno di un sistema aggregato, e nell'aggregato ci sta il privato, ci sta il pubblico, ci sta il volontariato, ci sta l'associazione culturale, cioè una complessità di interlocutori è la carta, a mio avviso, vincente che finora abbiamo cercato di perseguire, ma forse non siamo riusciti a raggiungere ad un livello talmente di efficienza che possa dare quelle risposte al sistema economico che in questo momento altri comparti, altri settori non stanno dando. E qui so benissimo la grande sensibilità e l'attenzione del vicepresidente Boldonnello su questi temi, sui quali però tutti noi dobbiamo lavorare collaborando su un cambiamento prima di cultura e poi di sistema. E adesso entro nello specifico. Noi come Camera di Commercio abbiamo sviluppato nel 2010 un lavoro con l'Università di Udine e abbiamo monitorato, questo non riguarda solamente il turismo, ma riguarda tutto il settore, tutti i comparti economici, ma il concetto rimane lo stesso. Abbiamo monitorato, chiaramente con un campione molto ampio, quasi 600 imprese, quella che è la capacità del nostro sistema, in questo caso friulano, di percepire il valore aggiunto che il sistema delle reti di impresa può dare. Abbiamo visto che innanzitutto le imprese, quelle più grandi, quelle sono più strutturate, erano meno interessate, quelle più piccole, sotto 1 milione di fatturato, ben il 18% ci avevano risposto che avevano avuto delle esperienze positive attraverso magari non contratti di rete, ma forme associative, atti, diciamo forme di aggregazione, anche perché non stiamo a restringerla ad un range molto tecnico. E quindi avevano capito, soprattutto i più piccoli, che dovevano mettersi insieme per sviluppare alcuni aspetti gestionali delle loro attività. Quali erano questi? Soprattutto quelle della commercializzazione, del marketing, della penetrazione sui mercati esteri, che poi sono le stesse che ritroviamo come necessità nel settore turistico. È importantissimo essere più forti, più presenti sulla capacità di attrarre quelli che sono, in questo caso nel settore turistico, i clienti. E la gran parte di questo 17% aveva risposto che questa esperienza aveva poi dato un risultato positivo in quanto erano cresciuti in termini di fatturato, avevano aumentato i mercati esteri, era aumentato il numero di clienti e fornitori, quindi un'esperienza estremamente molto positiva. E da questa analisi abbiamo fatto alcuni ragionamenti. Innanzitutto è emerso un fatto che è più psicologico, che è stato rilevato proprio dagli analisti dell'università, che è un dato un po' italiano, ma in particolar modo della nostra regione, che i nostri imprenditori difficilmente fanno delle società comuni, cioè fare un'unica società è un ostacolo soprattutto di natura psicologica, quindi ognuno vuole rimanere la propria azienda. Quindi il superare questo aspetto di ispessire il sistema economico attraverso un ispessimento di natura societaria viene a cadere e quindi bisogna entrare in forme di collaborazione, di aggregazione, associazioni temporanee, reti di impresa e quant'altro. E su questo noi abbiamo fatto un accordo perché l'aspetto finanziario è importante. Abbiamo fatto un protocollo d'intesa con Sistema Camerale, Friuli, Banca Mediocredito, i confidi della nostra provincia e la Fines, perché soprattutto quello che a noi stava a cuore era orientare, siccome parlavamo di sistema economico in genere, ad accentuare
la capacità di penetrazione sui mercati esteri. Questo vale sia per il settore manifatturiero, ma vale anche per il settore agricolo e vale ancora di più per il settore turistico, perché andare a prendere clienti all'estero è una forma di incentivazione e di rafforzamento sui mercati esteri. E detto questo, abbiamo messo anche a disposizione delle risorse come Camera di Udine. Abbiamo messo nello scorso anno 200.000 euro per finanziare 6 reti di impresa, è stato un grosso successo. Abbiamo finanziato 6 reti di impresa, ognuna per settore, una nel settore turistico, una nel settore dell'arredo, una nel settore della meccanica, una nel settore dei servizi, adesso non mi ricordo gli ultimi due, però abbiamo fatto una sperimentazione proprio anche per toccare un po' tutti i comparti, che ha portato a dei risultati significativi. Abbiamo replicato quest'anno gli stessi finanziamenti, a tutt'oggi le domande non sono pervenute con con un certo interesse, però io penso che questa sia una strada, e benissimo ha fatto FVG a porre tema specificatamente al settore turistico, dove il frazionamento che noi registriamo, quindi non è un frazionamento che registriamo solo nel comparto turistico, ma lo registriamo anche nei comparti manifatturieri, anche nei comparti dell'agroalimentare, quindi un po' in tutto il nostro sistema. Voglio ricordare che il 96,5% delle imprese in Friuli Venezia Giulia sono sotto i 9 dipendenti. Quindi questo dato ci identifica anche la debolezza quando dobbiamo operare su certe azioni, e la focalizzazione chiaramente a cui noi portiamo una grande attenzione, soprattutto quella del marketing, della commercializzazione, dei mercati esteri, che poi sono le stesse tematiche che sono state anche evidenziate nelle relazioni precedenti. Ecco, questo è un po' l'esperienza e quello che noi in questi 2 anni abbiamo fatto su questo tema. Voglio ricordare, ecco, ultimo riferimento, che abbiamo creato attraverso i fondi comunitari, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, la più grande rete di impresa attualmente esistente nel settore agroalimentare attraverso i fondi OECM. Noi abbiamo già da 3 anni ben 42 imprese, quest'anno sono 42, lo scorso anno 44, comunque viaggiano dai 40 ai 45, che attraverso un cofinanziamento al 50% fondi OCM, al 50% fondi delle imprese, perché bisogna anche far capire ai nostri imprenditori che non tutto è regalato, ma bisogna anche metterci le risorse, ma con delle risorse molto significative. Stiamo parlando di cifre che superano il 1 milione di euro, quindi con un intervento degli imprenditori di una certa dimensione. Noi già da 3 anni stiamo affrontando mercati che vengono scelti dagli imprenditori, quindi con questo percorso di grande rete di impresa autogestita ma organizzata in questo caso dalla Camera di Commercio, quindi dall'ente pubblico, per aggredire nel settore vitivinicolo, che poi è il settore correlato all'agriturismo, mercati anche molto lontani, quindi non solo i mercati del Nord America, i mercati del Far East e quant'altro. Quindi la formula è una formula che a mio avviso è importante, è una formula che deve essere perseguita, è una formula dove chiaramente però il primo approccio è quello del cambio della mentalità, dell'individualismo, che ancora è forse il più grosso limite all'interno di un'economia estremamente piccola e parcellizzata. Grazie.